Ciao papà. Ehi, è dura. 4 pagine come le leggo così? Ho aspettato ieri notte per scriverti queste parole, perché non sapevo da dove iniziare. Ho ascoltato e letto pensieri stupendi da personaggi famosi, amici, semplici conoscenti, tifosi appassionati, tutti a ricordare una battuta, una partita, una foto, una chiacchierata per strada, episodi di calcio e di vita che ognuno portava nel suo cuore. In questi giorni hanno detto e scritto talmente tanto di te, quasi tutto, che sarebbe superfluo per me raccontare ancora quello che hai fatto sul campo, come ti comportavi con gli altri, sempre rispettoso dell'avversario, ma soprattutto sempre disponibile con il prossimo. E allora ho pensato, c'è qualcosa che non ti ho mai detto, papà? Magari questa è l'occasione giusta davanti a tutta questa folla che ci segue da ogni parte d'Italia, anche da fuori Italia, e che approfitto già per ringraziare anche da parte tua. Ma il nostro rapporto era ed è talmente simbiotico che non riuscivo a nasconderti mai nulla. Forse eri tu invece che spesso per aiutarmi o proteggermi intervenivi di nascosto e raccomandavi poi ai tuoi complici di non dire nulla a Gianluca, Hai vissuto per me come io vivo per te. Ci siamo sempre baciati come due innamorati, senza mai però fare ingelosire la mia e tua Anna Maria, perché avevamo bisogno del contatto fisico e questa è la prima cosa, potrai immaginarlo, che mi mancherà di te. La seconda potrebbe essere la tua voce, ma i tuoi ex giocatori ti imitano talmente bene che sarà come averti ancora qui. Mi mancherà allora il tuo essere padre premuroso, vai piano in macchina, stai attento, non ti fare fregare sul tempo le notizie e quei confronti calcistici quotidiani che non ti stancavano mai. Persino nella tua ultima notte mi hai parlato del tuo figlioccio De Zerbi, di Mourinho che è una volpe, del Padova che per te vincerà il campionato e di quel talento 2003 dell'Ajax in scadenza che magari sarà il tuo prossimo colpo scovato da lasciare ai posteri. Quello che però qui non sanno di te è che dietro quella corazza, quella tempra da combattente, da sanguigno uomo del sud, capace di allenare gli opposti, Palermo e Catania, Catanzaro e Cosenza, amando e dividendo come i veri condottieri, c'è stato un solo unico momento di dolce fragilità, inaspettata persino ai miei occhi e a quelli della tua eterna metà, mamma Tucci. Eravamo appena tornati a casa venerdì sera perché insistevi nel farci lasciare all'ospedale. Dovete riposare, ci vediamo domattina, andate su. E noi ad obbedire alla tua volontà, perché poi dirti di no era impossibile. Poi però, dopo nemmeno mezz'ora, hai mandato un messaggio a lei e hai chiamato me su WhatsApp, tra l'altro. Non sono tranquillo come prima che eravate qui, mi hai scritto letteralmente. Ci volevi lì, forse perché, come dicevi sempre, quando non si può vincere è meglio non perdere. E tu non volevi perdere il contatto con le nostre mani, con le nostre anime. Nell'ultima notte della tua vita, nei minuti finali della partita. E così siamo tornati, ti sei addormentato. E i tuoi occhi erano consapevoli di aver fatto e dato tutto sia alla tua famiglia che alle tue squadre, ai tuoi tifosi e anche a chi ti aveva conosciuto solo una volta nella vita. Avevi un solo rimpianto, non poterti godere ancora Gaia e Giovanni, i tuoi amati nipotini, perché proprio adesso iniziavano a sbaciucchiarti, come facevo io da piccolo, ma anche da grande per la verità. E allora dovrà fare gli straordinari nonna Tucci, come ha fatto con te per una vita, coccolandoti, stimolandoti, amandoti alla follia e anche facendoti arrabbiare quasi ogni giorno, perché poi di essere controllato e guidato proprio non ti andava giù. Ma solo lei poteva tenerti testa, papà.
Solo a lei non riuscivi a fare le tue proverbiali trappole. Le ho detto tante volte in questi giorni che non sarà mai sola, come adesso pensa di essere. Non le ho mentito esclusivamente perché mi hai chiesto di pensare a lei prima di andartene, ma perché tu resterai davvero dovunque. Sei nei muri, negli angoli delle città, nelle panchine, nelle curve, nei ricordi di migliaia di persone, anche nel cuore di chi ti ha appena conosciuto, o forse nemmeno, che ti ammirava ascoltandoti per radio, guardandoti in TV o dalle tribune. Amico mio, dicevi sempre a tutti. Ecco, guarda quanti amici tuoi sono venuti qui per te e quanti stanno onorando la tua memoria. Lo sai, papà, che dopo soli 3 giorni che te ne sei andato ti hanno già intitolato uno stadio, è un record, a San Felice al Cancello, in provincia di Caserta, perché nel 1965, a 25 anni, iniziavi ad allenare la San Feliciana, la prima squadra della tua lunghissima carriera. Sei tornato lì diverse volte perché innamorato delle tue origini calcistiche e anche familiari, come la tua Napoli. Quante volte me l'hai detto? Ti servirebbe una bella settimana bianca nei quartieri, così ti svegli di più e nessuno potrà fregarti. Io mi lanciavo dagli scogli per raccogliere in mare le monetine degli americani, mi raccontavi. Secondo me non era vero, era una delle tue tante trovate per incantare me e gli altri, mamma conferma. Come quando a Genova giurasti sulla mia testa che avresti portato il Genoa in Serie A. Non ci sei riuscito. Eppure i tifosi del Genoa hanno strappato le reti delle porte quando te ne sei andato, per protesta, perché ti adoravano lo stesso. E adesso, eccomi qua, sono il figlio senza testa, ma con un grande e unico papà, un marito amorevole, un tenero suocero, un nonno dolcissimo, amico di tutti, allenatore del popolo, eternamente e semplicemente Gianni Di Marzio.